Il silenzio della Regione Veneto sulla partita della Valsugana sta facendo davvero tanto rumore. È una posizione di immobilismo di fronte ad un territorio e a dei cittadini costretti a muoversi tra mille difficoltà con un asse viario e ferroviario messo fuori uso dalla frana. Ma non è solo la zona della Vallata e del Bassanese a soffrire. La chiusura della strada statale 47 ha ripercussioni su un'area ben più ampia. È un problema che non è solo del comune di Valbrenta, ma è di tutto un territorio che va dalla Valdastico e quindi dell'Alto Brennero di conseguenza, alla Feltrina, alla provincia di Trento che si è fatta sentire, ma anche all'altopiano di Asiago e al Monte Grappa, perché a questo punto è stato preso dai camionisti come valico di passaggio. Ma la regione dov'è? La regione al momento non pervenuta, ho chiesto al signor prefetto, che ha accolto la mia richiesta, di convocare al prossimo tavolo tecnico che sarà in settimana, però al momento effettivamente non si è sentito nessuno. Regione non pervenuta, denuncia il sindaco di Pove del Grappa Francesco Dal Monte, chiamata ora in causa dal prefetto di Vicenza. Mi auguro che il governatore e l'assessore, quindi competente all'infrastruttura e alla viabilità, si faccia sentire e dia una mano non solo al momento, quindi la criticità di oggi, ma soprattutto in viste future, per trovare dei sistemi veramente che durino nel tempo. Tema Valdastico? Il tema Valdastico è uno delle partite da mettere in campo assolutamente. Non c'è dubbio, la viabilità dell'asse nord-sud va rivista e in tempi rapidi. Non lo impone l'emergenza di queste settimane, ma una gestione politica lungimirante della mobilità. Intanto è stata firmata la nuova ordinanza meno restrittiva che entrerà in vigore domani mattina alle 7.